Sindaco, tra le mani tiene una rivista molto importante, il Venerdì di Repubblica. In prima pagina Ayrton Senna, che diventa cittadino onorario post mortem di Siculiana. Che storia c'è alle spalle? C'è una storia come tante, una storia di una famiglia, di una giovane Giovanna Magro che a 18 anni alla fine del 1800 decide con la famiglia di emigrare, come tante storie. È una storia che però porta con sé anche le radici di un mito, Ayrton Senna, è una storia che stiamo riscoprendo grazie a una ricerca e che diventerà anche un museo. Abbiamo intrapreso una collaborazione con la famiglia Senna, con la fondazione, questo ci consentirà di allestire un museo con elementi molto originali e particolari, per cui ancora una volta le origini, le nostre radici diventano anche uno strumento di sviluppo turistico e questo sicuramente consentirà a Siculiana che lo dico senza modestia, ha una bellissima costa, vanta una riserva come Torre Salsa molto conosciuta in tutto il mondo, però anche una storia che parte dal suo centro storico e delle tante personalità che qui hanno avuto, come dire, proprio le radici. Per Siculiana cosa rappresenta? Ma rappresenta tantissime cose. Intanto, come dicevo, noi rientriamo tra i comuni per il turismo delle radici e questo è sicuramente un primo passo, un tassello molto importante visto la personalità di Senna. A me interessa dire anche i valori che Senna portava con sé, di amicizia, di solidarietà, di attaccamento alla famiglia, della fede, perché anche attraverso la ricerca abbiamo scoperto questi valori che poi lui nella sua vita ha portato avanti attraverso tante iniziative con la fondazione che porta il suo nome. E quindi significa questo, significa anche offrire, aprirsi al mondo con una storia originale. Abbiamo individuato l'immobile dove la famiglia Senna risiedeva, quindi c'è tutto un progetto che oltre all'allestimento previsto all'interno della torre dell'orologio ci sarà anche un museo diffuso con diverse tappe per scoprire tutta la storia e farla rivivere ai visitatori.